Allora, mister, c'era da cancellare il 5-2 di Piove di Sacco, operazione riuscita. Sì, operazione riuscita, per assurdo forse abbiamo giocato meglio domenica scorsa a Piove di Sacco che oggi, perché oggi comunque c'è da salvare il risultato ma c'è da fare ancora molto lavoro. Quindi contenti per il risultato perché quando si vince bisogna sempre comunque essere felici, però adesso testa bassa e lavorare ancora tanto. Ho visto che innanzitutto lei ha ereditato quello che era il ruolo di Moschetta l'anno scorso. Ha fatto dei cambiamenti importanti con dei giocatori che sono andati via e dei nuovi. È ancora in fase di costruzione comunque la squadra? Sì, siamo in fase di costruzione perché comunque siamo ancora alla seconda del campionato, quindi il lavoro da fare ce n'è ancora tanto. I ragazzi che ho a disposizione comunque a mio avviso sono un ottimo gruppo, un gruppo dove possiamo prenderci delle ottime soddisfazioni, però dobbiamo capire e diventare grandi il prima possibile perché è una squadra giovane, una squadra che ha grandi qualità, però deve capire che ci vuole testa, cuore, mentalità. Magari tralasciare un pochettino più il francesismo per essere più pratici. L'obiettivo della società è dichiarato è quello della salvezza tranquilla. Ma l'Erba sogna qualcosa di più o si allinea ai dettami o ai desideri della società? Ma no, ma qui siamo su una società dove non ci fa mancare niente, è una società che per il momento è difficile trovare una realtà così dove si sta bene, dove non ti fanno, come dicevo prima, far mancare niente, quindi l'obiettivo è quello di dargli più soddisfazioni possibili a queste persone che ripeto, sono gestionali e quindi io credo che con la squadra che abbiamo possiamo fare tanto. Allora, facciamo un gioco molto semplice. Lo facevo con il mister che l'ha preceduto. Da qua a dicembre dove ci posizioniamo? Più in alto possibile. Erano le stesse risposte che mi dava Moschetta. Si sente pronto, mister, per la realtà di Pieve di Soligo lei? Ma sì, è prontissimo, è prontissimo. Noi qui, ripeto, possiamo lavorare bene, la società ci ha dato un gruppo importante e quindi cerchiamo di fare il massimo possibile. Veniamo alla partita, 10 minuti in cui il Giosone, tra virgolette, si è fatto preferire, poi voi sbloccato il risultato in controllo da quel minuto alla fine della gara, giusto così, no? Sì, allora il Giorgione si è fatto preferire, forse noi siamo partiti un po' contratti, reduci un po' dal 5-2 di Piove di Sacco. Si è fatto preferire sulla corsa, solo Sì, questo. sì, ma forse ci portavamo dentro ancora un po', sai, le scorie del 5-2 perché prendere 5 banane, io le chiamo così, non è mai facile, quindi credo che in quel momento ci stavamo ancora portando dentro quella paura, no? E poi una volta sbloccata abbiamo dato in controllo, ma ripeto, dobbiamo fare molto meglio, dobbiamo fare molto meglio. Janko infortunio leggero? Speriamo di sì, adesso vediamo l'entità, ha preso una grande botta qui sul pube e adesso vediamo il da farsi. Un'ultima curiosità, il giochino lì a fine della partita? Beh, è un gioco mio che ci siamo inventati io con il mio staff ancora 2 anni fa e ce lo portiamo avanti, quando vinciamo facciamo questa bomba. Dai. Beh, spero che sia infinitesimale questo giochino da fare fino alla fine del campionato. Sì, beh, lo speriamo anche noi, dai. L'anno scorso è andata bene, adesso vediamo.